Ciao ragazzi, ben ritrovati in Trentino, dove sono tornato per la precisione in Val di Cembra per assistere a una vendemmia tardiva molto speciale, perché questi sono vigneti speciali. Che vitigni sono questi, Mario? Queste sono delle varietà resistenti alle malattie. PV è un acronimo tedesco, praticamente varietà che resistono ai funghi, Botrytis, Peronospora o Idio. Per cui forse il futuro della viticoltura prossima. Però avete attinto dal selvatico. In realtà questi sono degli incroci fatti negli anni 70-80 a Freiburg in Germania, utilizzando le varietà selvatiche resistenti alle malattie con le varietà europee che portano il gusto europeo, quello che siamo abituati a bere, il Riesling, il Sauvignon, il Traminer, lo Chardonnay. Per cui resistenza con la qualità dell'europeo. È solo la resistenza che vi ha suggerito di investire in questi vitigni? Vedi, quando l'azienda è nata era il 75 e c'era un sogno, fare vino con la sola uva, ma per arrivare a questo ci voleva una varietà che resistesse naturalmente alle malattie. Finalmente abbiamo trovato queste varietà PV. Quindi questo vi consente di fare uva e non mettere nient'altro sul campo. Te pensa, in 10 anni dall'impianto abbiamo fatto 2 trattamenti di zolfo, in 10 anni. Zolfo che fra l'altro non è un metallo pesante come il rame, non porta gli inconvenienti di altre molecole, è zolfo di miniera, fra l'altro siciliana. Siete stati dei pionieri in questo, Mario? Direi proprio di sì, perché nel 2009 abbiamo fatto un impianto proprio qui, i primi ettari, 4 ettari e mezzo, di Solaris, questa varietà che arriva da Freiburg. Lo possiamo chiamare vino bio? Ma possiamo chiamarlo oltre il bio in realtà, perché qui abbiamo superato lo scoglio del biologico, del biodinamico, del bio so ben tammi. Qui non usiamo nulla, per cui oltre il bio. Perché sarà il futuro? Io penso che la chimica dobbiamo cercare di eliminarla, forse no, ma almeno ridurla sicuramente. Perché una vendemmia tardiva come questa? Praticamente nel 2013 è nato il primo vino da queste varietà Solaris, è nato Zero Infinito, praticamente un vino che vive di proprio in base al lievito presente in bottiglia. Praticamente il lievito è l'antiossidante. Questo è stato un progetto che ha avuto un grande successo perché per la prima volta un vino ha impatto zero. Qui nasce un altro progetto e sono già 8-9 anni che ci stiamo lavorando. Praticamente l'antiossidante non sarà più il lievito, ma sarà il tannino, per cui queste uve saranno diraspate, fermentate, macerate 3-4 mesi, per cui un'estrazione enorme di tannino dalla buccia, ma soprattutto dal vinacciolo, e questo tannino sarà l'antiossidante che farà vivere il vino senza la presenza di solforosa antiossidanti esogeni. Questo è un po' il progetto. Mario è un amico ed è un visionario ed è uno che osa, sperimenta. Allora, queste sono le varietà resistenti, questa come altri ettari che sono destinati a colture simili, qui sempre nella Val di Cembra e dintorni. Ma c'è un altro aspetto, un'altra procedura che lui è stato il primo a introdurre, poi altri hanno seguito la sua strada, ma all'inizio, per questo, è stato anche molto criticato. Pensate che lui l'uva, prima di lavorarla, la lava nelle jacuzzi. L'uva intera scaricata in questa piscina in realtà è una jacuzzi. Delle turbine creano delle microbolle e questo effetto Whirlpool determina il movimento dell'uva e il lavaggio dell'uva stesso. L'effetto gas-acqua crea questa abrasione quasi sull'uva pulendola. L'uva sale su questo nastro e c'è un lavaggio a doccia, un ulteriore lavaggio. Dopodiché un grosso risciacquo
un risciacquo finale con dell'acqua di fonte. Perché acqua di fonte? Perché l'acqua del sindaco potrebbe contenere cloro e non sarebbe il caso di avere il cloro nell'acqua di lavaggio. Per cui l'uva viene lavata, sciacquata ed asciugata. Come un autolavaggio, le spazzole lavano l'auto, in questo caso l'uva, il micromassaggio, e le turbine asciugano la macchina, l'autolavaggio, l'uva in questo caso. E dove va l'uva? L'uva attraverso questo scivolo per gravità si sposta in cantina o sulla pressa o sulla diraspatrice come in questo caso. Ma lavare l'uva? Allora l'idea nasce già una ventina d'anni fa. Si lava la frutta, la verdura, si lava un po' tutto. Quando fanno le marmellate anche le industrie lavano il prodotto, il frutto. Per cui la mia idea è stata quella di pulire l'uva, togliere gli inquinanti, togliere il rame, lo zolfo che noi usiamo in campagna, ma soprattutto mettere in condizioni ideali i lieviti. I lieviti praticamente in assenza di rame e zolfo lavorano in maniera straordinaria. In campagna usiamo questi antiparassitari contro i funghi peronospora oidio. Il lievito è un fungo anche lui, attraverso il lavaggio il fungo lavorerà in maniera molto soft, molto più delicata. Dimmi la verità, come è stata presa questa innovazione nel vostro mondo? A dire la verità sono stato un po' accusato, perché se te dici lavo l'uva vuol dire che l'uva non è molto pulita, e se non dici niente l'uva è integra, è pulita e quant'altro. In realtà i trattamenti in campagna si fanno e purtroppo polveri sottili, polveri, terra, insetti sono presenti e in questa maniera riusciamo a toglierli. Però tu sei stato il primo, qualcuno ti ha criticato, ma dopo hanno copiato. Ma sono stato sdoganato quando una grossa azienda della Franciacorta ha investito 4 milioni di euro per fare 3 linee di lavaggio. A quel punto lì mi sono tolto qualche soddisfazione. Quando si è precursori o innovatori o visionari come Mario, essi apportano alcune modifiche ad un sistema che viene considerato consolidato, è facilissimo andare incontro a delle critiche. Ma lui ha avuto coraggio, è andato oltre e ha introdotto il lavaggio dell'uva, cosa impensabile fino a quando lui, diversi anni fa, decise di introdurlo. Poi tanti altri si sono allineati. Ma quello che Mario fa, lo fa per rispetto del grappolo e dell'acino. E infatti il percorso dell'uva qui dentro in cantina è solo all'inizio. Guarda Stefano, perle. Sì. Praticamente con la macchina che hai visto prima riusciamo a sgranellare il grappolo. Se tutto è fatto per avere il massimo rispetto dell'acino, l'acino deve rimanere integro. La macchina l'abbiamo progettata noi 30 anni fa, abbiamo preso una macchina tedesca, una italiana, le abbiamo incrociate e è nata la nostra sgranellatrice. Per cui rispetto assoluto e guarda che miracolo riusciamo a fare con quest'uva. E adesso quest'uva? Quest'uva adesso intera finirà in un tank. E quest'uva avrà una fermentazione e il contatto con la buccia durerà 3 mesi. Un po' sull'idea dei vini della Georgia, questi orange wine, praticamente andremo ad estrarre dalla buccia e soprattutto dal vinacciolo il tannino. Il tannino è praticamente l'antiossidante che farà vivere questo vino ancora ad impatto zero. Lo zero infinito lievito, frizzante in bottiglia, questo sarà un vino diverso dove l'antiossidante sarà il tannino. L'idea è quella di seguire un po' il percorso della Sicilia, Marsala, prima degli inglesi, 1700. Siamo tornati indietro per fare un vino del futuro. A questo punto finirà nel tank e va aggiunto il lievito madre. Come lievito madre? Siamo mica in panetteria qua. Questo Stefano è il lievito madre. Cosa vuol dire? Una settimana fa abbiamo fatto una raccolta Come lavora? di mosto e questo ha iniziato la sua fermentazione spontanea, ma non solo spontanea, perché abbiamo messo anche un lievito non del commercio, ma un lievito isolato da noi. La tipologia del lievito è abbastanza originale, si chiama Saccharomyces paradoxus. È l'antenato del Cerevisiae, del Saccharomyces cerevisiae. Certo. Per cui un prodotto molto molto originale che porta nel vino futuro note agrumate, note che ricordano un po' la Calabria, un po' la Sicilia, il bergamotto calabrese, il mandarino siciliano. E dove l'avete preso?
Questo l'abbiamo preso in campagna facendo 80 selezioni, fermentazione in sacchetti di nylon, selezione dei lieviti, da 80 ceppi siamo arrivati a 40, 20, 10, uno è rimasto perché era il più interessante, quello che può personalizzare questo tipo di vino. Quindi arriva dai boschi, ho capito bene. In realtà sono 12 ettari inseriti in un bosco di 50 ettari, per cui non c'è viticoltura vicina, c'è un ambiente incontaminato, possiamo dire così, dove praticamente si è selezionato in natura questo Paradoxus che noi abbiamo ripreso e sviluppato. E poi ragazzi, questo vino non è che si beve così normalmente, ghe so regole, vero Mario? In realtà il deposito è sul fondo, Eccolo qua. il vino è molto chiaro, Questi sono i lieviti, vero? Il famoso lievito madre che abbiamo visto prima. proprio così. E adesso? Anziché berlo limpido, il 90% dei nostri clienti prende la bottiglia e fa questa operazione qua. È diventato torbido. Guarda che roba, e 90% dei clienti, come se fosse una birra Weizen quasi, il lievito praticamente lo vogliono integralmente nel vino. Questo è un pregio? Allora, per quanto riguarda il profumo, secondo me no, è molto meglio pulito, però in bocca è meraviglioso. Quindi bisogna Scorlarlo e dopodiché servirlo. Eccolo qua. Questa è la versione con deposito sul fondo, questo è stato agitato. Il famoso detto agitare prima dell'uso. Bravissimo, agitare prima dell'uso, ha proprio un senso, anche perché io ero convinto, la gente decanta come si faceva una volta, nella caraffa, lo beve limpido, no? 90%, soprattutto i giovani, vogliono essere estremi. Questo è un vino estremo e si vuole essere estremi in tutto, anche nella beva. E anche nell'apertura, perché mica puoi avere un cavatappi normale, vero? No? Che abbiamo lo sboccatore da banco. Eccolo qua. E la facciamo, la sboccatura? Eccolo qua, speriamo di non lavare nessuno. Speriamo che su qua mi simmi. Olè. Ecco. Hai visto? Mi sono lavato io in parte, ma operazione riuscita. Fantastico. In realtà dovevamo aspettare un attimo che la CO2 depositasse Certo, un po', certo, o comunque certo. si integrasse nel vino. L'ho aperta di corsa, ma in realtà abbiamo perso ben poco. Ben poco. E devo dire che non appena il tappo Corona se n'è andato, è stata un'esplosione di profumi incredibili, profumi non normali e non consueti. E questa è la vera ricchezza dello Zero Infinito. Vero? Stefano, ti ricordi il profumo del lievito madre in cantina? Certo, si sente Questo tutto. ha un anno e eccolo qua. Dopo un anno è ancora presente perché il lievito è un antiossidante per eccellenza, per cui tutto quello che è nella bottiglia della fermentazione rimane integro. Si può fare un vino nuovo partendo da molto lontano, dalle origini della natura, perché il lievito alla fine è il lievito madre di un sacco di cose. Proprio così. Questo penso sia uno dei pochi progetti al mondo dove il vino è fatto solamente con l'uva. Mario, io ti ringrazio perché guardate che sembra una banalità, ecco cosa deve essere fatto il vino se non con l'uva. Andiamo che piano. Bisogna fare tutti i distinguo del caso. Mario, grazie ancora una volta. Con che la bottiglia lì in mano va mia bene, adesso togli i bicchieri che lo tastempo, signor. Non vedo l'ora perché la tutte lì che siamo in giro senza bere. Zero Infinito per via dei Gotti, va bene. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima cantierata. Ciao Mario. Ciao.